La parola subito al segretario per l'appello. Michelon Davide, Andreatta Daniela, Raccanello Luca, Ponti Giuseppe, presente, Protopapa Maria Vittoria, Bertoni Giovanni, Andolfato Giorgio non c'è, certificata, Capovilla Pietro, Torresano Alice, Pancanaro Andrea Lupo, Vaccaro Gabriele e Fraccaro Gianmaria. Quindi assenti solo Fraccaro e Andolfato. Bene, allora prima di dare inizio al Consiglio Comunale voglio intanto scusarmi se l'altra volta ho zittito qualcuno, però credo che la situazione in quel momento era difficile da gestire, quindi proprio alla luce di quello che è successo e onde evitare il ripetersi di situazioni così confuse dove non ci capiamo noi, rischiamo di degenerare, ma soprattutto non capisce la gente a casa, credo sia opportuno applicare, visto che c'è l'articolo 55 del regolamento che stabilisce quali sono i criteri per gli interventi, applichiamo quelli in modo che siamo tranquilli che viene chiesta la parola, ci sono i 2 interventi a testa e riusciamo a gestire in maniera ordinata il tutto. Quindi mi scuso ancora se ho in mezzo alla foga risposto in modo magari non opportuno. Allora, passiamo al primo punto all'ordine del giorno, vale a dire variazione al bilancio di previsione ratifica della delibera di giunta del numero 9 dell'11 febbraio 2026 e do la parola all'assessore Pontini. Grazie Sindaco. Allora, questa proposta riguarda la ratifica di una variazione urgente di bilancio dell'11 febbraio 26 già adottata dalla Giunta. L'urgenza era legata alla necessità di attivare rapidamente un finanziamento statale collegato al PNRR destinato al rafforzamento della capacità amministrativa dell'ente. Dal punto di vista contabile entrano 32.630 euro che vengono stanziati in spesa. Cosa verranno utilizzate queste risorse? I contributi statali verranno utilizzati per contribuire al rifacimento dei sistemi audio e video di Palazzo Reale dell'ex sala consigliare di Paderno, che verranno parzialmente finanziati con questa variazione di bilancio che appunto è stata fatta dalla Giunta con criterio di urgenza e quindi contribuirà a migliorare la qualità degli strumenti multimediali di questa sala, di quella di Palermo. Su questo c'è proprio bisogno di sostituirli. Non so se su questo ci sono interventi o domande. Passiamo allora all'approvazione. Chi è a favore? Tutti, contrari, nessuno, astenuti, nessuno. Votiamo perché sia immediatamente eseguibile. Chi è a favore? Tutti, contrari, nessuno, astenuti, nessuno. Il secondo punto è un'altra ratifica di una delibera di giunta comunale, la numero 24 dell'11 marzo, e che vede una variazione di bilancio di previsione, anche qui d'urgenza. Do la parola all'assessore. Grazie. Allora, anche questo, come premesso, riguarda la ratifica di una variazione urgente di bilancio, questa volta relativa alla giunta dell'11 marzo 2026. La variazione prevede per il 2026 maggiori entrate per 20.650 euro, mentre per il 27 e il 28 sono previsti 10.000 euro anni. Anche in questo caso il revisore ha espresso un parere favorevole. Sul piano concreto queste risorse servono per 2 finalità ben precise. Contribuiremo alla gestione dei campi postivi appena realizzati, quindi alla società che si occuperà della gestione per 10.000 euro anno, e stanzieremo 10.650 euro per la pulizia delle botteghe da parte di Contarina, di cui 8.500 finanziati con fondi regionali. Questo è quanto. Grazie Beppe, non so se ci sono domande, prego, consigliere. Ok. Buonasera, era solo per capire, Assessore, i 12.000 euro di entrate da fondi perequativi in che modo entrano, in che forma entrano? Il contributo? Sì, forma di contributo, non ho capito cosa... No, dico, stiamo parlando non più del contributo, quello di risorse in comune di 32.000 euro. È una domanda diversa questa. Ah, ok. È per capire, nella proposta numero 2 c'è scritto che entreranno 12.100 euro da fondi perequativi da amministrazioni centrali in più rispetto a quelli previsti. Vede, la previsione era 514.000,
Devo trovare il documento. Sono trasferimenti dello Stato che vengono, arrivato a fine anno, vengono aggiustati in vista anche del consuntivo. Quindi a saldo si è visto che ci sono stati dei trasferimenti che hanno appunto per la perequazione, per esempio anche gli stessi della fusione a volte arrivano in più tranche, però sono quei trasferimenti che arrivano in maniera definitiva e che abbiamo la somma totale. Perfetto, grazie. Di solito sono questi, però dopo nel dettaglio esatto di quale capitolo di trasferimento chiediamo al ragioniere, Va bene, grazie. però sono trasferimenti. Consigliere Vaccaro? Volevo chiedere, siccome nel Consiglio Comunale di dicembre era stato detto che il Comune non metteva soldi per i campi sportivi per aiutare appunto l'ente che prenderà in mano i campi sportivi, come mai è stato deciso di dare 30.000 euro, insomma, perché 10.000 euro per 3 anni? È un massimo di 10.000. Allora, noi con la delibera precedente avevamo detto che non aveva rilevanza economica, quindi non era a scopo di lucro sostanzialmente. Esattamente. Lì abbiamo fatto un primo bando dove non era scritto nessun contributo e aveva partecipato una sola manifestando però delle criticità perché la giunta precedentemente al bando aveva comunque fissato delle tariffe per andare a agevolare i cittadini di Pieve, per far sì che una maggior parte di persone accedesse agli impianti. Abbiamo come giunta fissato delle tariffe e chiunque fosse stato il gestore doveva adeguarsi a quelle tariffe, specialmente appunto per far sì che giovani, adulti, anziani e soprattutto gli abitanti di Pieve avessero l'opportunità di entrare. E quello che ha partecipato ha manifestato questa difficoltà e quindi ha detto sì, facciamo un secondo bando, abbiamo aperto un secondo bando sempre, no, a tutti, mettendo la possibilità di avere un contributo fino a un massimo di 10.000. E il bando è passato. E questo ha riconfermato e hanno partecipato nessun altro. Ma chiedo, in fase progettuale era stato fatto uno studio di fattibilità e un'indagine di interesse per vedere se valeva la pena investire oltre 3 milioni di euro per dei campi sportivi che senza incentivo nessuno avrebbe mai preso in mano? Recuperiamo quello che abbiamo messi a norma, il patrimonio, era patrimonio del comune quello là, quindi Sì, l'abbiamo risistemato. Adesso è una spesa però. Una spesa. Allora anche gli Eagles Montegrappa Paderno è una spesa, vuole dirmi, perché gli diamo anche là contributo. Sì. Eppure ci mantengono una struttura, quindi per me non è una spesa, è un aiutare dove non arriva il mercato, arriva l'ente pubblico, specialmente per i cittadini del comune. Posso chiedere anche un'altra cosa in merito alle società. Questo bando è stato pubblicizzato, cioè sono state chieste, cioè anche nel senso anche a società più vicine, a comuni più vicini, ce ne sono varie realtà che hanno impianti come i nostri, quindi cioè, tutti hanno rifiutato a priori. Allora non funziona che alzi il telefono e chiedi, c'è un avviso che viene fatto pubblico, messo all'albo, diffuso anche su tutti i canali previsti per la trasparenza e è chiaro che sono di solito le società che si impongono su questo, come viene fatto per ogni altro bando. Sì, no, perché la cosa strana è che comunque a queste condizioni mi sembra di aver capito che la stessa società abbia aderito e di conseguenza. Allora, la società ha aderito, chiaramente poi ha preso visione anche degli impianti, chiaramente essendo un impianto nuovo, avendo in aggiunta anche l'illuminazione notturna, non c'era uno storico dei costi, quindi ha fatto un'analisi così a naso rispetto a quello che poteva essere secondo le loro esperienze negli altri impianti sportivi, il costo della gestione di tutto quanto, che secondo loro si aggira intorno a 60.000 euro. Siccome a fronte di questo abbiamo chiesto delle tariffe agevolate e delle gratuità per i residenti piuttosto che per le associazioni, che per le scuole e il comune, loro ci hanno detto guardate, se nel caso arrivassimo a fine anno e ci fosse una perdita, è possibile pensare a un contributo del comune per supportare e continuare l'attività. A quel punto abbiamo fatto questa variazione, previsto un massimo di 10.000 euro, che può essere che non servano, perché se poi la previsione invece è diversa,
è chiaro che non serviranno, quindi è semplicemente una tutela come è stato fatto per la palestra di Paderno piuttosto che prima per l'Eagles che gestiva solo il campo, e abbiamo utilizzato lo stesso sistema. Certo. Per Che corretti- è un po' quello che noi avevamo come criticità sostenuto al Consiglio del 23 dicembre. Sì, permetti anche che prima provo a vedere se una società è in grado di gestirlo gratuitamente. Il Sì. passo successivo, Sì, no, ecco, nel quindi senso che non vado subito a dire ti do dei soldi. se io fossi stata una società avrei avuto delle perplessità magari alle prime condizioni. Era solo questo, insomma. Potevano dirlo, scriverlo, guarda non partecipo perché, quindi, potevano partecipare. Dopo, come ne avevamo discusso in riunione capogruppo, verrà fatta la convenzione e quindi poi lì ci Certo. saranno tutti i vari tecnicismi Certo. del... Sì, nella Si convenzione, valuterà un po' tutto. certo. Solo una cosa, è stato fatto l'inventario di tutto il materiale, di tutta la roba, Certo che sì. però non c'è un capitale di quanto ammonti realmente le attrezzature dell'inventario, in maniera da avere un domani un riscontro, no, ma nelle carte che abbiamo noi no. Nelle carte che abbiamo noi abbiamo l'inventario di tutte le attrezzature. Sì? Ma nel caso un domani ci fosse recesso da parte della Sì. società, Loro devono lasciare tutte quelle attrezzature che trovano adesso sì, in buono stato, in buono stato. e con la normale usura, perché dopo insomma a un certo momento... certamente no, ma che poi non ci fosse magari per No, una no, no. rottura o per un cambio, il cambio di un materiale con un materiale di minor valore, è solo Assolutamente questo no. che sto intendendo. Assolutamente no. Anzi, L'importante è che ci siano i controlli. anzi, loro per partecipare, sempre nel bando, c'era una voce da fare, una miglioria nell'impianto e ci hanno dato tutta l'attrezzatura per il salto in alto, col salto con l'asta, sì. Che non era stato finanziato dal comune, era stato fatto lo spazio per il salto, ma materassone, aste e tutti i pali non c'erano, quindi loro lo compreranno e lo lasceranno a pieve in dotazione all'impianto. Bene, passiamo allora alla votazione. Chi è a favore? Maggioranza, contrari, minoranza, astenuti, nessuno. Votiamo perché sia immediatamente eseguibile. Chi è a favore? La maggioranza, contrari, minoranza, astenuti, nessuno. Passiamo ora al punto 3, la variazione al bilancio di previsione del triennio 2026-2028 e do la parola all'assessore Pontini. Allora, in questo caso non si tratta di una ratifica ma di una variazione di bilancio vera e propria che nasce soprattutto da due elementi: l'ingresso del comune di Possagno, come deciso dal Consiglio Comunale del 23 di dicembre scorso, nella gestione associata dei servizi sociali, e l'assegnazione a Pieve del Grappa come comune capofila di un contributo regionale per un progetto di inserimento lavorativo temporaneo di persone disoccupate prive di tutele. Quindi abbiamo nella variazione due elementi: un elemento riguarda una partita di giro per cui, entrando il comune di Possagno all'interno del perimetro dei servizi sociali consociati, ci trasferisce le spese di stipendio e noi passiamo alla gestione. Mentre per quanto riguarda il progetto di inserimento temporaneo di persone disoccupate prive di tutela prevede un valore complessivo di 139.530 euro e richiede una compartecipazione di comuni associati per 24.100 euro, quindi è finanziato per una buona parte, e questi 24.100 euro verranno suddivisi tra i diversi comuni e coperta con le risorse disponibili. Grazie. Questo in estrema sintesi. Nessuna domanda, passiamo allora alla votazione. Chi è a favore? Tutti, contrari, nessuno, astenuti, nessuno. Votiamo perché sia immediatamente eseguibile. Chi è a favore? Tutti, contrari, nessuno, astenuti, nessuno. Bene, passiamo ora al punto 4, adesione alla Fondazione DMO Marche Treviso e approvazione del relativo statuto. Questa è l'adesione alla fondazione che è stata costituita
in seguito appunto alla riforma della legge sul turismo della Regione Veneto. Noi prima avevamo Marca Treviso, che era una fondazione che dipendeva direttamente dalla CGA, dalla Camera di Commercio, mentre adesso viene, come è stato fatto anche in altri territori, costituita la Destination Management Organization, che appunto va a fare tutto quello che è previsto dalla legge regionale, quindi workshop, attività di promozione, gestione di tutta la promozione turistica dei comuni che aderiscono, che di fatto sono quelli dell'intera Marca Trevigiana, quindi i 95 comuni aderiranno e quindi stiamo portando anche noi, siamo tra l'altro tra gli ultimi perché appunto nell'ultimo consiglio non eravamo riusciti a metterlo, l'abbiamo messo in questo e quindi vi chiediamo l'adozione. Prego, ci sono interventi? Zancanaro? So che non è all'ordine sul punto, è sul punto precedente, mi scuso, se possiamo inserire nelle voci di bilancio le indicazioni delle singole voci di cosa si tratta, di qualche specifica in più rispetto a quello che ci viene fornito. Perché in questo modo è un po' difficile capire semplicemente leggendo che cosa c'è dietro al singolo numero. Per esempio... Allora, le voci di bilancio sono date dallo schema di bilancio. No, certo, L'elenco è l'unica cosa che ti consiglio di fare è di chiedere appuntamento al ragioniere e fare l'incontro di persona, così puoi chiedere e farti spiegare direttamente da lui voce per voce. Sì, certo. Sto solo chiedendo di inserire qualche indicazione in più, se possibile. No, ma è così lo schema di bilancio è proprio... Sì, non dico lo schema, ma un documento, un allegato di qualche tipo che aiuti a capire. Perché sennò è un po' difficile. Per esempio io vedo 700.000 euro di variazione, però messa così è un po'... Che non è il totale della variazione, però 700.000 euro è il capitolo. Secondo me... Sì, certo, Sì. sto dicendo la variazione di trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche adesso. Ah, ok. Secondo me davvero ti conviene fare un primo incontro con il ragioniere, così gli spieghi che cosa non è chiaro, in modo che poi lui può predisporre anche dei documenti aggiuntivi per rispondere esattamente a quello capito, perché sennò magari noi intendiamo una cosa e i tuoi dubbi riguardano altro, quindi parlandovi magari gli spieghi e lui può dirti sì, posso mettere un documento aggiuntivo con delle specifiche. Va bene, Sì. allora posso approfittarne per chiedere all'assessore, mi scuso ancora se è fuori dall'ordine del giorno, quei 773.000 euro di variazione in più da cosa dipendono? Non ci sono 700.000 euro di variazione in più. Di variazione? No. No, la variazione... Secondo me dobbiamo vederci e ragionare sui numeri, perché questo numero qua, non so, sarà una partita di giro, non ho idea, ma comunque non entra nelle scelte politiche o non so cosa ti riferisci. È il titolo 2, tipologia 101. Sì, però quella cifra non è quello che trattiamo oggi, nel senso non è stata fatta una variazione di bilancio di quell'entità. Oggi la variazione di bilancio è data dal trasferimento delle quote di Possagno e dal... Cos'è che abbiamo aggiunto? Che sono quelli, è limitato a quello, quindi non può essere 770.000. 770.000 è il capitolo di assestato, evidentemente. No, l'assestato è 1.900.000. Ah, ok. Se andate alla voce, secondo me ci capiamo subito perché è proprio scritto. Allora, io non penso che sia questo il momento per ragionare sulla qualità del reporting. Vieni da noi, parliamo anche con il ragioniere, cerchiamo di capire cosa intendi. Va bene, io mi riferisco comunque a... Io ti dico che da un punto di vista, diciamo, della necessità del Consiglio di ratificare le decisioni, gli unici due spostamenti rilevanti sono una partita di giro che riguarda l'ingresso del Comune di Pessagno come deciso il 23 di dicembre e l'altro elemento che riguarda questo progetto qua che è stato quasi completamente finanziato, quindi c'è un valore di entrata e un valore di uscita e 24.000 euro che ballano. Se vogliamo guardare poi i numeri e la qualità del reporting, come ci siamo trovati per il sito internet, ci troviamo per questo, guardiamo. Va bene. E vi consiglio di farlo sì, velocemente, perché poi c'è il bilancio, il consuntivo entro aprile, quindi magari se hai tempo in questi giorni
di passare in modo che anche in vista del consuntivo tu abbia possibilità di... Abbiamo ribadito svariate volte che il ragioniere è disponibile per dare tutti i chiarimenti preventivi. Sì. Per Posso, cui posso farglielo vedere in diretta, Assessore? Ma non è Per inutile che capire ci fai vedere i numeri, perché i numeri No. sono dati da tutto un sistema di calcolo e di sistemazione del bilancio. All'ordine del giorno ci sono le 2 variazioni che ti ha detto. Sì, ok, magari non vi ricordate in questo momento No, a ma cosa si sappiamo a che riferisce. capitolo ti riferisci. Tipologia 101, titolo 2. Sì, ma non è che noi conosciamo quanti sono i capitoli del bilancio. Ma la variazione di oggi è questo. Ma non è quella la variazione del... La variazione c'è scritto. Sarà una partita di giro di qualche tipo, sarà un... Ma certo, ma lì... Ma vorrei saperlo, solo questo, però vabbè, chiederò al... Credo che insomma siete tenuti, cioè leggerete le carte, no? Avrete, cioè, Ma quando cosa- leggete, vedete una cosa strana anche voi, non è è- ovvio che vi chiedete come mai e chiedete... Ma è strano per voi che forse il non Consiglio capite i numeri? Comunale è l'organo per poter chiarire questi dubbi. Adesso abbiamo messo dei dubbi ai cittadini che ascoltano a casa. No, i dubbi ce li avete solo voi. Beh, magari vogliono sapere, cioè, chiediamo, voglio dire, è il vostro lavoro. Noi siamo Bene. qua per far controllo. Bene, torniamo al punto... Le mando una mail casomai. Sì, torniamo al punto in cui eravamo. C'è qualche intervento in merito a quello? Al punto 4? No, bene, passiamo allora alla votazione. Chi è a favore? Tutti, contrari, nessuno, astenuti, nessuno. Votiamo perché sia immediatamente eseguibile. Chi è a favore? Tutti, contrari, nessuno, astenuti, nessuno. Passiamo ora al punto 5, modifica e integrazione del regolamento all'accesso civico e all'accesso degli atti. Questo è il regolamento che avevamo visto l'ultima volta. Il consigliere Zancanaro aveva proposto di integrare quello che è già previsto dal decreto legislativo numero 195 del 2005 e quindi a seguito anche di un'ulteriore richiesta dopo la nostra risposta abbiamo deciso di inserirlo, quindi trovate il capitolo 50, il titolo quinto, articolo 30, 31 e 32 sono quelli che chiedeva il consigliere Zancanaro, quindi poniamo in votazione questa modifica al regolamento di accesso agli atti. Prego, consigliere Zancanaro. Niente, penso che sia solo doveroso ringraziarvi di aver aperto a questa possibilità, anche perché, come dire, l'ambiente è un argomento che ci tocca da vicino, visto che viviamo in un comune di questa conformazione. La mia domanda però era semplicemente perché c'era stato quel cambio, perché se ricordate in Consiglio Comunale avevamo parlato col segretario di inserirla, poi avevamo mandato una richiesta scritta a cui c'era stato risposto di no, di non inserirla, e poi a seguito dell'interrogazione sono felice che ci siamo ritrovati. Volevo capire perché c'era stato questo cambio su questo insomma. Perché noi eravamo sempre dell'idea che questo andava a dettagliare in maniera minuziosa tutto ciò che era l'accesso agli atti e rendeva più immediato quello che era possibile per i consiglieri comunali. Voi ritenevate, e fosse già garantito dalla legge nazionale, voi ritenevate che fosse opportuno, ce l'avete segnalato la seconda volta, a quel punto abbiamo detto vabbè lo mettiamo, nulla cambia e abbiamo aggiunto appunto il titolo quinto con i 3 articoli. Va bene, grazie. Niente, allora votiamo. Chi è a favore? Tutti? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno? Votiamo perché sia immediatamente eseguibile. Chi è a favore? Tutti? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno. Passo ora al punto 6, rinnovo della Convenzione per il coordinamento, la gestione e lo sviluppo dei servizi e dei progetti del Polo Bibliotecario di Castelfranco Veneto. Do la parola all'assessore Andreatta. Vabbè, ora si propone l'approvazione del rinnovo della Convenzione per il coordinamento e la gestione dei servizi bibliotecari tra il Comune di Castelfranco, che è capofila del Polo, e i comuni della rete bibliotecaria. È una convenzione che il Comune di Crespano è attiva dal 2003, il Comune di Paderno dal 2004, poi con la riunificazione dei comuni sono confluiti appunto nel Comune di Pieve del Grappa. La convenzione è scaduta a fine anno, quindi il 31/12.
ha una durata di 5 anni e quindi è fino al 31 dicembre del 2030, ha un costo annuale di 650 euro e di fatto assicura il funzionamento diciamo, di tutti i servizi di collegamento con diciamo, il sistema regionale. Quindi se siete d'accordo procediamo. Ci sono interventi? No? Passiamo allora all'approvazione. Chi è a favore? Tutti? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno? Votiamo perché sia immediatamente eseguibile. Chi è a favore? Tutti? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno. Bene, abbiamo concluso i lavori di oggi. Ringrazio tutti quanti e auguro a tutti una buona serata e una buona Pasqua.